Siamo qua col capitano dello Scandiano, Barbieri. Innanzitutto complimenti per la partita perché comunque avete giocato benissimo, sia tatticamente che tecnicamente, avete preparata bene, siete venuti qua, avete fatto una grande prestazione. Poi un gol così nel finale non ci si può fare niente. Sì, allora c'è un po' il rammarico perché sai, un gol alla fine un po' ti pesa, però insomma noi non possiamo recriminarci niente, siamo arrivati qua senza anche Bozzetto e Busani, quindi siamo anche un po' rimaneggiati col numero e ci portiamo a casa la prestazione solida per quei 49 minuti 59 e niente, dobbiamo continuare così. No, sicuramente questa però è per voi la seconda sconfitta consecutiva, come detto nonostante le assenze però prestazione ottima sotto ogni aspetto, avete preparata bene, messi bene in campo, adesso si guarda al futuro, alle prossime partite però con ottimismo perché comunque come ho detto la partita della prestazione c'è stata. Sì, due sconfitte ci possono capitare in una stagione, dobbiamo comunque tenere il livello alto anche degli allenamenti e delle partite e dobbiamo continuare a fare punti e a continuare ad allenarci bene.